Cari amici di Mestre di Venezia che ci seguite sui social, buongiorno e ben ritrovati. Oggi è lunedì 13 aprile 2026 e velocemente volevo andare subito a rispondere alla domanda di chi ci ha detto che sui social praticamente non vengono affrontati questioni inerenti al programma elettorale. Niente di più falso, perché io per esempio vi invito a seguire la pagina del nostro candidato sindaco, che è Pierangelo Del Zotto, dove troverete tutti i giorni un estratto dei quotidiani locali, quindi mi riferisco al Gazzettino, la Nuova Venezia e il Corriere del Veneto, dove puntualmente, con cadenza, ripeto, quasi giornaliera, prima il Veneto esce con un comunicato stampa. Per esempio, allora vi leggo l'ultimo, che è tratto dalla Nuova Venezia, il titolo è Del Zotto, due punti aperte virgolette, ticket la mia ricetta, chiuse virgolette. Allora la domanda è: far pagare il ticket d'accesso anche ai veneti come propone Simone Venturini o mantenere l'esenzione che piace tanto invece a Luigi Brugnaro? Allora Pierangelo Del Zotto, candidato sindaco di Prima il Veneto, risponde così, dicendo che intende impegnarsi per studiare una soluzione che non abbia alcun impatto su chi vive, lavora o deve usufruire dei servizi nella città di Venezia. Questa è dunque una posizione netta contro il modello proposto da Brugnaro e dopo da Venturini, per preservare l'accessibilità senza nuovi oneri. Tornelli per i turisti, burocrazia per i veneti, cassa per il comune. Venezia non è un'app da sbloccare, Venezia è casa nostra. Scegliamo chi la difende davvero. Ecco, questa è la nota tratta dal Gazzettino del nostro candidato sindaco Pierangelo Del Zotto di Prima il Veneto. Allora, sempre continuando a visionare la pagina del nostro candidato sindaco Pierangelo Del Zotto, per esempio, potrete trovare un altro estratto, questa volta credo che sia del Gazzettino, che riguarda le petizioni. Allora, il nostro candidato Pierangelo Del Zotto dice: le petizioni devono essere il cuore di una nuova gestione. Aperte virgolette, vi leggo proprio le dichiarazioni ufficiali del suo comunicato stampa. Per noi la petizione non è un dettaglio tecnico, ma il cuore di un nuovo modo di amministrare la città. Per questo proponiamo la piena attuazione dell'istituto della petizione, affiancato anche da altri canali di comunicazione diretta tra gli amministratori locali e i cittadini. Nel nostro progetto, chi vorrà segnalare un problema, avanzare una proposta o chiedere conto di una decisione non dovrà più perdersi nelle lungaggini della burocrazia. Istanze e petizioni saranno raccolte e seguite da una struttura dedicata, un vero e proprio organo di staff del sindaco che farà da cinghia di trasmissione, quindi da organo di collegamento appunto fra i cittadini, il palazzo e la città. Ecco, questo per rispondere a chi diceva che non parliamo di programmi. Vi cito velocemente un altro articolo, quello che riguarda il rispetto delle spese elettorali. Il nostro candidato Pierangelo Del Zotto dice: bisogna rispettare le regole sui budget che vengono fissati per le spese elettorali. Allora, il candidato sindaco di Prima il Veneto, Pierangelo Del Zotto, chiede: a Venezia le regole valgono davvero per tutti? 326.806 euro. È questa la soglia che ogni candidato sindaco è tenuto a rispettare, senza scorciatoie e creatività nei bilanci. Chi non rispetta le regole in campagna elettorale manda un segnale su come intende gestire il potere una volta eletto. Per Venezia significa decidere se il prossimo sindaco sarà libero di rispondere solo ai cittadini oppure dovrà ringraziare qualcuno per le campagne milionarie che l'hanno condotto a Cafarsetti. A buon intenditor, poche parole. Come sempre, solite frasette qui sopra, qui sotto, screenshot e link per contattarci. Ciao!